Cambieresti corretti stili di vita e salute a chilometri zero. Questo è il primo appuntamento dedicato ai bambini della scuola primaria del Plesso Lauricella e Garibaldi, eseguito in collaborazione con l'associazione Humus e l'ufficio educazione alla salute dell'ASP, offerta anche una colazione bio. Il progetto mira a migliorare gli attuali stili di vita verso un'alimentazione più sana e corretta. Oggi siamo qua per inaugurare questa giornata, questo progetto in realtà che si intitola Cambieresti, corretti stili di vita e salute a chilometro zero. È un progetto che ci impegnerà tutto l'anno. Questa mattinata è stata dedicata ai bambini della scuola primaria del Plesso Lauricella e Garibaldi. Una colazione bio offerta dall'associazione culturale Humus, ma anche la presenza dell'ASP, la consapevolezza che assumere corretti stili di vita, mangiare bio e muoversi e tante altre attività possono aiutare e migliorare la qualità della vita. Quest'oggi ci stiamo rivolgendo ai giovani, a quelle più piccole proprio, la scuola primaria, le prime classi della scuola primaria. Appunto perché questi bambini rappresentano la principale nostra speranza. Un recente comunicato della comunità internazionale scientifica riunitasi in Polonia sui cambiamenti climatici ha lanciato l'estremo ultimo allarme, cioè se entro 20 anni non invertiremo il senso di marcia, il mondo, per come lo vediamo, crollerà. Allora, cosa c'entra la buona alimentazione, l'informazione alimentare, l'ambiente, il rispetto per l'ambiente, la consapevolezza della bellezza, del cambiamento, del fatto che i giovani debbono essere portatori di cambiamento? Allora, sono tutte cose che c'entrano, si chiamano stile di vita, si chiamano prevenzione, si chiamano informazione, si chiamano consapevolezza, ma rappresentano la speranza per il futuro. Siamo qui per promuovere l'educazione alimentare nelle scuole. Come ogni anno l'Ufficio Educazione alla Salute aziendale promuove questi progetti nelle scuole, sono rivolti non solamente ai ragazzi ma anche ai loro genitori e agli insegnanti. È un'occasione per parlare di corretti stili di vita, di buona salute. Noi facciamo spesso degli errori durante proprio i pasti, è bene pensarci un po' prima, ecco, la prevenzione gioca appunto sui tempi. Oggi quindi la scuola si è trasformata in una officina, anche perché già da sabato comincia l'Open Day alla scuola primaria Lauricella, il 17 al Plesso Pirandello, il 17 pomeriggio e infine il 19 pomeriggio al Plesso Garibaldi. È un'occasione per aprire la scuola al territorio, per mostrare alcune delle tantissime attività che la scuola ogni giorno porta avanti.